Nella ricorrenza dei 60 anni dalla morte di Papa Giovanni XXIII, l'Ente Bergamaschi del Mondo ricorda la grande figura del Papa Buono. Il Papa bergamasco, nato sotto il monte, l'emigrante più illustre, avendo condotto attività diplomatiche all'estero per ben 28 anni, dal 1925 al 1953. Infatti, nel 1925 è in Bulgaria, quale visitatore apostolico. Nel 1935 in Turchia e Grecia, quale delegato, e poi nel 1944 in Francia, come nunzio apostolico. Il 12 gennaio 1953 Papa Pio XII lo promosse a cardinale e il 15 gennaio lo nominò vescovo patriarca di Venezia. Qui vi rimase fino al 1958. L'Ente Bergamaschi nel Mondo, per ricordare il Papa emigrante, propone ai suoi emigranti ed ex emigranti una serie di testimonianze sulla vita e la figura di Papa Giovanni, commenti e pensieri, aneddoti personali e ricordi che rimandano al grande pontefice bergamasco. Un atto doveroso, soprattutto verso quei bergamaschi che hanno vissuto l'esperienza dell'emigrazione e che vedono in San Giovanni XXIII, è stato canonizzato infatti il 27 aprile 2014, il loro santo protettore. Non c'è famiglia bergamasca all'estero, infatti, che non abbia in casa un'immagine di San Giovanni XXIII. Certe volte mi viene ancora un po' strano parlare di San Giovanni XXIII, io lo chiamo sempre il mio prozio, il Papa Giovanni, come tutti lo chiamano. Ho avuto la fortuna di conoscerlo attraverso due persone. Anzitutto mio papà ha un nome un po' strano, si chiama Privato, però mio papà appunto nipote diretto di Papa Giovanni, e l'altra persona a me molto cara è mio nonno Giuseppe, l'ultimo dei fratelli di Papa Giovanni. È molto caro per me perché mi ha seguito praticamente dall'infanzia, per me è stato un secondo papà. Ricordo benissimo che fino all'età di, credo attorno alla quinta elementare, alla prima media, alla sera mi recavo sempre da lui e stavo appunto con lui davanti al caminetto e lui mi raccontava di questo suo fratello Papa, anche se per me a quell'età ero ancora abbastanza piccolo, non riuscivo a comprendere l'importanza di questo straordinario personaggio, però poco a poco mi ha raccontato appunto alcuni aneddoti familiari, mi diceva, sai Emanuele, quando andavo in Vaticano a trovare mio fratello Papa, lui si lamentava e diceva, vedi io qui sono in una gabbia dorata, non mi lasciano mai uscire, mi sento prigioniero in un palazzo dorato, mentre io vorrei uscire, stare con la gente, e infatti poi è stato anche il primo Papa che riuscì a uscire dal Vaticano. Ma c'è anche un altro episodio molto importante che mi lega a Giuseppe Roncalli, appunto il fratello. Quando la sera andavo da lui a dormire, e io quasi mi coricavo subito, lui invece di fianco al letto aveva un inginocchiatoio davanti a lui, le immagini appunto, oltre che dei fratelli che non c'erano più, anche chiaramente del suo fratello pontefice. Si inginocchiava, pregava, baciava le immagini del Papa e poi appunto si coricava. Poi chiaramente anche da parte di il mio padre privato l'ho conosciuto anche chiaramente durante tutto il pontificato ed è stato uno dei pochi familiari assieme a Monsignor Giambattista ad essere presente al momento del trapasso. E una delle cose a me molto care, molto intime, che svelo ormai per la prima volta, riguarda le ultime parole di Papa Roncalli rivolte a mio padre, e gli ha appunto detto, ricordati privato che hai due figli, uno si chiama Marco e mi ricorda molto il leone di San Marco di Venezia, e l'altro Emanuele, che significa Dio con noi. L'altro terzo fratello non era ancora nato ed era Alfredo. E a lui ha dato anche un mandato a mio padre, ha detto mi raccomando spiega loro chi sono stato io e esortali un po' a studiare un po' la mia figura. Grazie al lavoro che svolgo di giornalista ho sicuramente
più tempo e accesso anche ad alcune fonti. Una delle ultime mie pubblicazioni è Tutto il mondo della mia famiglia, è sostanzialmente un carteggio assolutamente inedito delle lettere dei genitori di Papa Giovanni, quindi di Battista Roncalli e Marianna Mazzola, che scrissero al figlio durante il periodo dei primi anni di sacerdozio. Sicuramente Roncalli è stato tutta la sua vita non solo un papa di immigranti, ma è stato, innanzitutto aveva questo legame con la Cornabusa, con la Valimagna e così via, ma è stato un papa emigrante perché nella sua vita ha viaggiato veramente il mondo, e quindi dalla Bulgaria alla Turchia, alla Grecia, poi il periodo dell'annunziatura in Francia, ma prima ancora pochi sanno che ad esempio durante il periodo di Propaganda Fide ha viaggiato in lungo e largo tutta l'Italia, e durante anche il periodo come delegato apostolico ha viaggiato anche in Oriente, e quindi anche si è spinto anche in altri paesi subtropicali. E tra i vari ricordi di famiglia ho anche chiaramente alcune lettere sue personali, i suoi diari dove si parla anche di me, di mio fratello Marco e di mio padre, e poi ci sono anche dei piccoli oggetti personali. Tra questi ho avuto, grazie all'arcivescovo Lorio Francesco Capovilla, un libro appartenuto a Roncalli, ed è un libro molto significativo perché nel 1925, quando lui deve partire perché il Papa lo ha nominato suo delegato pontificio, inizialmente dice sto partendo per l'America. In realtà poi l'America non la vide mai e fu spedito appunto in Bulgaria. Ma a testimonianza proprio del suo interesse per l'America c'è questo libro che ho così appunto avuto dall'arcivescovo Capovilla. È un libro scritto in francese. Roncalli conosceva molto bene il francese, dove appunto si testimonia sostanzialmente come dire, il suo interesse verso questo mondo. Purtroppo in America, come ho detto, non poté mai raggiungerli. La cosa che più mi ha colpito di più quando ero ragazzo, che per combinazione ho ascoltato il famosissimo discorso della Luna. Era l'ottobre del 62, l'apertura del Concilio Vaticano II. Quello che mi colpì era che attraverso un discorso che toccava l'emozione, il cuore, lui arrivava all'intelletto e attraverso l'emozione arrivava alla ragione. Questo mi colpì profondamente, ci emozionò tutti, quell'emozione fu travolgente. Comprai un libretto che parlava della sua vita e qui scoprii un'altra cosa che trovai estremamente importante e che mi fece poi comprendere anche l'uomo, quello che è stato poi il diplomatico anche, che quando lui era in Bulgaria, quando lasciò quel paese, nell'addio ai cattolici bulgari, Roncalli ha manifestato tutto il suo affetto e il suo dolore per il distacco e citò una tradizione irlandese che tutte le case degli irlandesi la notte di Natale mettevano alla finestra una candela accesa per indicare a Maria e a Giuseppe in quella notte che lì c'era un rifugio per loro. E lui aggiunse: ebbene, ovunque voi siate, bulgari nel mondo, se passerete, ovunque io mi troverò, se passerete davanti alla mia casa, voi la troverete aperta e avrete un'accoglienza
festosa e ospitale. Era un discorso straordinario, perché ha aggiunto indipendentemente se siete cattolici o ortodossi. Quindi era un discorso già che faceva comprendere il suo ecumenismo, che poi ha caratterizzato tutto il suo pontificato. Lui partiva sempre dall'umano, perché dalla sua profonda fede cristiana, ma senza retorica, senza compiacimenti, con quella semplicità che hanno gli uomini puri, che toccava quindi direttamente e subito il cuore degli uomini, e lì si espandeva in altre direzioni e colpiva tutto, e tutto il suo pontificato è stato tracciato da questi aspetti, sempre. E infatti lui ha ricevuto, e non solo, anche quando non lo era più nei paesi che lasciava un ricordo profondissimo. In Bulgaria aveva avuto rapporti, come sappiamo, anche con l'ambasciatore tedesco, che questo gli permise poi di salvare 25.000 ebrei, furono accolti in Bulgaria, ma perché intervenne lui, che non era più in Bulgaria. Ma la stessa cosa avvenne quando era nunzio apostolico in Francia, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica, François Auriel, quando lo nominarono cardinale, gli volle mettere lui, secondo una prerogativa che avevano i re francesi, di porre in testa la berretta cardinalizia, perché la frequentazione che lui aveva avuto aveva lasciato così profonde tracce, e non solo, e poi fu anche la stessa Francia, all'Eliseo gli diedero la Legion d'onore. Quindi questo ci fa capire che visione aveva lui della vita e del mondo. Quindi era questa visione sempre ampia, che prescindeva dai pregiudizi, anzi cercava di abbatterle, quindi, e tutte le altre testimonianze che tutti sappiamo, chi ha ricevuto, e questo gli venne riconosciuto, e il concilio, che era da secoli che non si apriva, fu questa apertura che ha lasciato tanta traccia, che ancora oggi ne abbiamo bisogno di questa. Non a caso, mi piace citare l'ultima cosa, lui nello stemma pontificio volle mettere come motto ubbidienza e pace, e noi oggi sappiamo quanta pace avremmo bisogno, e questo mi fa pensare proprio quale forza può avere, al di là delle convinzioni cristiane, quanta umanità c'è in fondo in tutte queste cose, che muove davvero le montagne. Tutti lo ricordano come il Papa buono, ma Giovanni XXIII fu anche altro, testimone e protagonista di una società in rapida trasformazione. Il Papa che ha indetto il Concilio Vaticano II ha intuito che anche la Chiesa Cattolica doveva accettare la sfida del cambiamento, al suo interno e su scala internazionale. In questo senso Roncalli è stato il primo Papa di un mondo globalizzato, in cui si sgretolavano le antiche frontiere e si aprivano nuovi scenari di dialogo con il mondo. Angelo Roncalli fu un Papa davvero innovatore per quei tempi, un Papa che seppe portare una ventata di novità e freschezza nella Chiesa del secondo dopoguerra, ancora legata a riti consolidati da secoli. Papa Giovanni XXIII fu un uomo di gesti straordinari, sia a livello storico, ad esempio il suo intervento per risolvere la crisi dei missili di Cuba e il Concilio Vaticano II, sia anche e soprattutto a livello umano, le sue visite ai malati e ai carcerati, cose impensabili per l'apparato ecclesiastico di quei tempi. Un ricordo particolare che ho di San Giovanni XXIII è il giorno della sua nomina, nel 28 ottobre 58.
In quel momento io ero un ragazzo, andavo alle scuole elementari in Svizzera, appunto in Svizzera francese, e non avevamo la televisione, e al mattino però la notizia della nomina di un papa bergamasco era emersa. E mi ricordo i pianti di gioia di mia mamma per questa nomina, per questo fatto avvenuto, e in quel periodo poi raccontavo per strada, nel cortile, nella scuola, che questo papa era bergamasco come lo ero io, che il suo paese d'origine era a pochi chilometri di distanza dal mio comune, che la mia valle era separata dalla sua solo da una montagna. E quindi anziché in quel giorno essere come al solito sbeffeggiato, deriso, perché evidentemente ero l'emigrante, ero l'italiano, e ho avuto una giornata indirettamente di gloria. E questo è una cosa che può sembrare strano l'esempio, ma che grazie a San Giovanni XXIII e grazie anche ad altri personaggi, ad esempio nell'ambiente dello sport, eccetera, ma che noi emigranti italiani, noi emigranti lombardi, bergamaschi, quando potevamo rifarci di una vittoria oppure di confrontarci con un personaggio come San Giovanni XXIII, era per noi importante, perché era una rivincita nei confronti dei nostri, dei rappresentanti del territorio di emigrazione nostra. Perché Giovanni XXIII è stato l'emigrante più illustre, l'emigrante bergamasco, lombardo più illustre, perché ha trascorso ben 28 anni all'estero, dal 1925 iniziando con la Bulgaria, poi Turchia, Grecia, e nel 1944, in una situazione particolare, anche in Francia, a Parigi. Ed è durata fino al 1953, se non ricordo male, quando poi è stato nominato patriarca di Venezia. Quindi 28 anni di emigrazione, certamente destinati alla diplomazia, ai rapporti tra Vaticano e Stato ove veniva nominato, è anche intervenuto, devo dire, va ricordato nel 1962 la crisi di Cuba, il problema tra Stati Uniti e Russia, quale è intervenuto e sicuramente ha contribuito in quel momento a dare tranquillità, ad ottenere una pace in un momento molto particolare. Quindi credo che queste immagini, per quanto mi riguardano, sia le situazioni, i momenti più particolari del ricordo di Papa Giovanni, di San Giovanni XXIII. Chi è Giovanni XXIII per noi bergamaschi all'estero? È un simbolo di paternità, fraternità, un fratello, un tutto. È un simbolo che ha aperto molte porte per noi bergamaschi all'estero, perché diventa una figura di protezione. Vedendo quello che lui ha fatto all'estero, lui per noi è diventato un appoggio spirituale, una figura morale, una figura di famiglia, un padre, che è stato il primo pontefice a ricevere la regina Elisabetta II, che è venuta a mancare poi a settembre del 2022. Una regina fantastica, ma lui è stato anche un pontefice molto alla mano, molto simpatico con lei. Bisogna ricordarsi che poi Giovanni XXIII non ha solamente incontrato la regina Elisabetta, ma ha incontrato anche il primo presidente cattolico degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy. È stato il primo pontefice a ricevere a Palazzo Pontificio in Vaticano il primo imperatore e ultimo imperatore, lo Scià di Persia, Mohammed Reza Pahlavi, e ha poi ricevuto anche il genero di Khrushchev per il problema di Cuba, che ha portato poi il libro Pace in Terra. Si è proposto, si è messo, si è introdotto per far sì che Cuba e la Russia e gli americani non andassero alla terza guerra mondiale, portando pace e amore. Per me da bambino voleva dire che si andava sotto il monte con mamma, papà e fratello, si andava a pregare da lui, si andava a vedere la sua casa natia perché era un contadino, si accendeva un lume, si faceva una preghiera, poi si andava a mangiare in una trattoria lì in parte. Da adulto cos'è? Il passaggio
è ampio, però come adulto per me è una figura molto importante, è un personaggio, è un faro, una luce, una stella. Quando sono giù, io in casa ho un ritratto di Papa Giovanni XXIII fatto da un mio zio, che è bellissimo, e io guardo lui e dico Ardasò, e mi rilasso, è tranquillo, è il simbolo della Bergamasca, è il simbolo per tutti. Io, vivendo a Londra, ho avuto la possibilità di conoscere gente di altre nazioni, e chi è rimasto impresso specialmente è il mio carissimo amico Andrei Krucinienko Yurivirivich, che è un medico che abita in Russia, che quando ci siamo presentati mi ha chiesto di dove ero, gli faccio Bergamo, la sua risposta è stata Quarenghi, Giovanni XXIII. Giovanni XXIII è stato il primo vero unico pontefice a avere tutte le bandiere ammainate al mondo, anche quelle musulmane e quelle ebree, perché era stato un grande pontefice, ed è un pontefice che ha salvato 660 vite di bambini ebrei che dovevano essere uccisi con l'aiuto di Pio XII, che forniva soldi. È un simbolo, è un grande pontefice, ma in particolare è stato un grande uomo per tutti noi. Sono Rodeschini Diego, sono originario della Val di Magna, nativo a Locatello, Locatello vicino a Corno di Magna, comunque fa parte della Val di Magna, e sono figlio di immigranti. I miei genitori da lì sono partiti, sono andati all'estero, e precisamente nel cantone di Neuchâtel, nella Svizzera francese, vicino a Locle, la Chaux-de-Fonds, il mondo degli orologi che ormai conosciamo tutti bene. Ricordare l'emigrazione dei miei genitori vuol dire ricordare tante cose, di cui anche il nostro Papa di sotto il monte, Papa Roncalli, che io sono nato un anno prima della sua morte, però mi ricordo molto bene perché in casa ne parlavamo tanto. Essendo soprattutto gente, emigranti, che hanno lasciato le loro famiglie, il loro paese, pensando a un italiano, soprattutto un bergamasco, essere papa, per loro era un orgoglio, sicuramente un orgoglio di essere bergamasco. E questo mi ricordo molto bene i miei genitori, che tutte le volte che allora la televisione non l'avevamo, avevamo la radio, appena che il Papa parlava noi dovevamo tutti stare zitti perché dovevamo sentire la voce del Papa. Dunque è stato una persona importantissima anche per chi ha vissuto l'immigrazione, perché da lontano vedevano, pensando che questo Papa era bergamasco, forse gli pesava di meno la lontananza di casa. Penso che sia anche questa cosa qua. E questo sono ricordi che porti veramente nel cuore, perché chi ha fatto l'immigrazione l'ha fatta per forza, nel senso in un momento difficile della vita, o che volevano comunque crearsi una famiglia o qualcosa per loro, hanno dovuto lasciare il loro paese per andare all'estero. Chi è andato in Francia, chi è andato in Svizzera, chi è andato di qua e di là. Comunque il Papa Giovanni è sempre stato vicino a tutti, soprattutto nei momenti difficili, perché ha dato, in un momento che la gente ha dovuto, ripeto, lasciare la loro casa, poi ha dato un momentino di bellezza in casa, quando si parlava di lui. Ecco, sono queste immagini che chi ha vissuto l'immigrazione, ma soprattutto Papa Giovanni, che credo che sia stato comunque l'immigrante più illustro bergamasco e la persona di Bergamo più conosciuta al mondo. Volevo ricordare questa iniziativa che abbiamo fatto in Val di Magna del 2008, che era il 50° dell'elezione di Papa Giovanni. Il mese di ottobre siamo andati a Roma a piedi dal santuario della Cornabusa, e la cosa bella che c'è stato è che ci sono diversi anche emigranti che hanno voluto partecipare a questa manifestazione, che sono tornati a casa apposta per questo evento. È stato molto bello, siamo stati ricevuti anche in Vaticano, ma il pensare di ricordare con una staffetta dalla Cornabusa a Roma, andata e ritorno, che sono 1400 qualcosa chilometri, l'abbiamo fatto proprio con questo spirito di
di voler fare qualcosa anche in ricordo di questo evento, soprattutto in ricordo del nostro Papa. E da lì è nato anche la serata che fanno tutti gli anni dopo la festa della Cornabusa, che partono da sotto il monte il pellegrinaggio fino su alla Cornabusa, dove sappiamo tutti che il nostro Papa Giovanni era molto legato al santuario della Cornabusa. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. In una intervista del 2014 al salesiano Marco Pappalardo, il giornalista Antonio Carriero pone questa domanda: perché è importante raccontare la vita di Papa Roncalli alle giovani generazioni? Papa Giovanni è ricordato come il Papa buono. Qual è la novità? Tutti i papi dovrebbero essere buoni, eppure Giovanni XXIII resta nell'immaginazione della gente come una persona buona nell'aspetto, nel parlare, nell'agire. A questo bisogna aggiungere l'umiltà e la generosità di cuore, la capacità di creare comunione con chi incontrava, l'essere instancabile nel dare speranza anche nelle situazioni difficili. Egli ha saputo conquistare con il suo cuore pure i cuori di quegli uomini e quelle donne che non appartenevano alla religione cattolica, cercando sempre di costruire la pace fra i popoli. Ha avuto attenzioni verso tutti, prendendosi cura particolarmente dei bambini, delle famiglie, dei carcerati e degli ammalati. Qualcuno ha detto di lui che era ricco, molto ricco, perché aveva dentro un cuore bello, splendente e prezioso come un enorme diamante, e il suo cuore ha arricchito tutto il mondo. Mi sembra che sia un modello concreto di vita per tutti, anche per i giovani, e mostri il paterno volto della Chiesa. Venendo qui mi sono rammentato della prima impressione che io ebbi da ragazzo, quando uno dei miei buoni parenti, un giovinotto, che era andato a caccia senza licenza, fu preso dai carabinieri e messo dentro e tenuto dentro per un mese. Che impressione, la prima vista forse dei carabinieri allora. E poi quel poveretto in prigione. E la fantasia, la piccola fantasia, e come lavorava. Ma nel piccolo come si elaborava anche la preparazione, la visione di questo fenomeno che accade nella vita, in una vita ben ordinata, che ci sono delle leggi, delle prescrizioni che naturalmente hanno una sanzione. E chi ci capita sotto può essere la intenzione sua nel capitarci non cattiva, ma le deve subire. Dunque, eccoci qua, sono venuto, mi avete veduto, io ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il cuore mio vicino al vostro cuore. Questo incontro, siate pur sicuri, che resterà profondo nella mia anima. È al principio dell'anno nuovo, direi del primo anno di quello chiamato del mio pontificato, e ho ben piacere che sia proprio un'opera di misericordia. Vallimagna, Papa Giovanni XXIII, una storia credo millenaria. La famiglia Roncalli, a quanto dice la storia, nasce in Vallimagna nella frazione Roncaglia di Corneimagna, e pian piano in una peregrinazione si fermano prima a San Tomobono Terme nella frazione, anche questa Roncaglia,
per poi arrivare con la famiglia di Papa Giovanni a Camaitino, sotto il monte oggi Giovanni XXIII. Credo che Papa Giovanni per la Valle Imagna è parte stessa della storia della Valle Imagna, in quanto i legami e le radici con appunto la Valle Imagna sono molto forti. L'attaccamento di Papa Giovanni alla nostra valle è legato anche al santuario della Cornabusa, per noi valdimagnini e per gli emigranti un santuario fondamentale, e Giovanni XXIII, da più illustre emigrante bergamasco, è stato in Vallimagna anche nell'ultimo periodo prima di salire al soglio pontificale, quindi è venuto in valle, si è fermato al santuario della Cornabusa in meditazione. È ancora oggi conservata la stanza all'interno del santuario dove Papa Giovanni ha riposato, e qualche anno fa le reliquie di Papa Giovanni sono tornate nuovamente in terra bergamasca e sono tornate anche fortemente voluto dalla Vallimagna proprio per questo attaccamento. Credo che tutte le famiglie bergamasche abbiano ancora oggi delle immagini all'interno delle proprie abitazioni con l'effigie di Papa Giovanni, e una delle effigie più importanti di Papa Giovanni, che anche lui stesso amava ricordare come la fotografia più bella che lui aveva, è quella realizzata dal fotografo locale Frosio Dante mentre era inginocchiato in un inginocchiatoio nei pressi della Madonnina della Cornabusa, e la stessa immagine è anche all'interno del santuario. Papa Giovanni soleva dire: io ringrazio il Signore, lo prego continuamente, e lo ringrazio anche perché mi ha fatto cattolico e bergamasco. Io questo lo ripeto sempre ed è un insegnamento che mi ha dato profonda soddisfazione, e nel mondo io ai bergamaschi lo ricordo sempre. Avevo 7 anni quando giocavo nel cortile di casa, e quel tardo pomeriggio sento suonare le campane in un modo strano. Chiedo a mia mamma cosa stia succedendo, e lei mi ha detto è morto il Papa. E Papa Giovanni poi per me è stato il Papa della mia giovinezza, dei miei primi anni di vita, dove frequentavo l'oratorio, dove frequentavo la parrocchia, quindi Papa Giovanni era un po' il fil rouge della mia giovinezza. Più volte sono stato sotto il monte, ma la cosa più bella, penso, che io lavoro sotto il monte da 35 anni, e quindi ho respirato l'aria di questo paese dove Papa Giovanni è cresciuto. Ho calpestato i sentieri che lui faceva per andare a Cerana a studiare, e poi vivo intensamente le giornate forti perché ricordo sempre anche questo particolare della data della morte. Quel giorno, il 3 giugno, se non ricordo, il 3 giugno, mancava sempre l'acqua sotto il monte. Mancava sempre l'acqua perché era il giorno che la cittadina si riempiva di fedeli, e il consumo d'acqua si decuplicava, e pertanto le nostre risorse idriche, i nostri serbatoi non ce la facevano a tenere, ecco, i consumi di quella giornata. Questo per dire quanto sotto il monte viveva questa giornata. Cosa ricordo ancora di Papa Giovanni? Qualsiasi volta, non so quante volte l'avrò sentita, ma ogni volta che la sento, ma non penso sia l'unico, è sempre il discorso alla Luna. Questo messaggio letto a braccio da Papa Giovanni, spinto dal suo segretario ad affacciarsi alla finestra
in quella grande serata di apertura del concilio. Insomma, è rimasta nella storia e ogni volta che appunto la sento mi emoziona sempre queste parole dette proprio da uno di noi. Io Papa Giovanni l'ho sempre visto come una grande figura, ma sempre un nostro fratello, un nostro papà, una nostra persona con la quale abbiamo condiviso una parte della nostra vita. Quindi un nostro fratello, quindi è il bello del Papa Giovanni, forse questo, perché era un bergamasco doc, era un bergamasco che credeva che quando c'era un bergamasco che comunque si faceva notare anche in giro per l'Italia, o quando andava in Vaticano, oppure quando ha incominciato a girare, a uscire dal Vaticano, lui si fermava sempre comunque a parlare con un bergamasco, perché il bergamasco, lui, la bergamaschità l'aveva sempre dentro di lui. Nel nostro giornale, sul nostro GP, nel distico, abbiamo una frase sua che racchiude tante cose legate alla bergamaschità, ovvero la tradizione, tanto cara a Papa Giovanni. E nei suoi diari dice, noi l'abbiamo riportata testualmente, la tradizione è quella cosa che abbiamo ricevuto dai nostri padri e noi dobbiamo assolutamente consegnarla ai nostri figli. Ecco, questa frase è bellissima, ecco, detta poi da un Papa e pensando a noi come Ducati Piazzapontida, che ha nel suo DNA mantenere vive le tradizioni, il folklore, gli usi e i costumi e il dialetto soprattutto della gente bergamasca, non fa che molto orgoglio per noi del Ducato avere nel distico questa sua frase scritta nei suoi diari che quotidianamente scriveva. E quante volte ha scritto anche in dialetto Papa Giovanni, perché era uno che sapeva parlare ma soprattutto scrivere in dialetto bergamasco. Quindi vedete quanto è grande questa figura per noi bergamaschi e che ne siamo sicuramente orgogliosi di averlo avuto come Papa, e continueremo comunque a manifestare la nostra vicinanza verso questo grande personaggio che dopo tantissimi anni, perché ormai sono passati 60 anni dalla sua morte, pur lo ricordiamo ancora tanto bene per quello che ha saputo fare con la sua umiltà, col suo modo proprio da contadino, perché lui è nato da una famiglia di contadini, quindi con quel suo modo di fare tranquillo, ma nonostante questa tranquillità è riuscito a far passare tanti di quei messaggi e tante di quelle, diciamo, anche modifiche molto difficili da far passare nella curia romana. Eppure lui è riuscito col suo modo buonaccione di fare. Quindi questo per me sono dei bei ricordi su Papa Giovanni che mi tengo stretti e spero, ecco, che questo Papa sia sempre di esempio per la Chiesa di Roma e per tutto il mondo. Sessant'anni fa, il 3 giugno 1963, alle 19:49, moriva Papa Giovanni XXIII. Questo il comunicato della Radio Vaticana, trasmesso alle ore 19:53. Con l'animo profondamente commosso diamo il seguente annuncio. Il Sommo Pontefice Giovanni XXIII è morto. Il Papa della Bontà è spirato oggi, religiosamente e serenamente, dopo aver ricevuto i sacramenti di Santa Romana Chiesa nel suo appartamento del Palazzo Apostolico Vaticano, assistito premurosamente dai collaboratori più intimi e dai medici curanti. Il morbo inesorabile che si era aggravato negli ultimi mesi e che tuttavia non aveva impedito al Vicario di Cristo di espletare con indomita volontà e pastorale zelo gli ardui compiti del suo alto ufficio, ha stroncato la sua forte fibra. Perché piangere? È un momento di gioia questo, un momento di gloria. Sono state le sue ultime parole rivolte al segretario Monsignor Loris Francesco Crapovilla. Uno dei più celebri discorsi di Papa Giovanni XXIII è quello conosciuto come il Discorso della Luna. L'11 ottobre 1962, durante la serata di apertura del Concilio Vaticano II,
Piazza San Pietro era gremita di fedeli, oltre 200.000 persone, che, seppur non comprendevano a fondo il valore teologico dell'evento, ne percepivano la storicità, la sua importanza per la Chiesa e per il mondo. Chiamato a gran voce ad affacciarsi alla finestra del Palazzo Apostolico, cosa mai immaginata fino ad allora, Papa Giovanni disse che non voleva parlare, ma solo benedire i presenti. Ma davanti a quello spettacolo di piazza, illuminato da migliaia di fiaccole, non poté sottrarsi alla richiesta. Si sporse dalla finestra e condivise con la piazza la soddisfazione per il raggiungimento del grande traguardo, l'apertura del Concilio Vaticano II. Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande giornata di pace, gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore ci unisce e ci prende, noi diciamo: ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. Dite un poco, se potessi domandare a ciascuno: voi da che parte venite? I figli di Roma, che sono qui specialmente rappresentati? Ah, noi siamo i vostri figlioli più vicini, voi siete il vescovo di Roma. Ma voi, figlioli di Roma, voi sentite di rappresentare veramente la Roma caput mundi, così come nella provvidenza è stata chiamata ad essere per la diffusione della verità e della pace cristiana. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio, tutto. Continuiamo dunque a volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello, se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sumus, la luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è la luce di Cristo, il quale veramente vuol dominare con la grazia sua tutte le anime. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Apparteniamo quindi ad un'epoca nella quale siamo sensibili alle voci dall'alto e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'indirizzo che il Cristo benedetto ci ha fatto. Finisco la benedizione. Accanto a me amo invitare la Madonna Santa e Benedetta, di cui oggi ricordiamo il grande mistero. Ho sentito qualcuno di voi che ha ricordato Efeso,
e le lampade accese intorno alla basilica di là, che io ho veduto con i miei occhi, non a quei tempi si capisce, ma recentemente, e che ricorda la proclamazione del dogma della divina maternità di Maria. Ebbene, invocando lei, alzando tutti insieme lo sguardo verso Gesù, benedetto il figliuol suo, ripensando a quello che è con voi, a quello che è nelle vostre famiglie, di gioia, di pace e anche un poco di tribolazione e di tristezza, la grande benedizione. Accoglietela di buon animo. Questa sera lo spettacolo offerto qui è tale da restare ancora nella mia memoria, come resterà nella vostra. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza, e poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, con la benedizione che vi do e anche alla buonanotte che mi permetto di augurarvi, con la preghiera però che non si cominci solamente oggi. Noi iniziamo un anno, chissà, speriamolo bene. Il concilio comincia e non sappiamo quando potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Dunque, rispondete alle mie parole, alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Nel bonum vetus Christus, adiutorium nostrum, in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.